Abbiamo fatto una prestazione di spessore, secondo me, ha dato proprio l'impressione di una squadra solida, questa ho avuto anche io l'impressione e questo sicuramente fa ben sperare, ma già veniamo da una striscia positiva insomma, di 5 partite, quindi però è stata una partita dove forse nel secondo tempo potevamo sfruttare qualche ripartenza in più per far male alla Lucchese. L'unica pecca forse è quella, perché ci sono stati 2 o 3 situazioni dove si poteva gestire meglio la palla e potevamo anche sfruttare meglio qualche ripartenza. Sì, è chiaro, noi in questo momento ripeto, abbiamo 4 attaccanti e in base a come vediamo la partita decidiamo chi far giocare o anche giocare con 2 attaccanti più Rocco eventualmente esterno. Però, ripeto, l'importante è l'atteggiamento, l'impressione di questa solidità deve essere una caratteristica che ci deve portare a fare questi 44 punti e quindi la strada è buona, insomma. Incontriamo una delle squadre più forti del campionato, quindi vediamo, adesso ci prepariamo e vedremo un attimino di riuscire a fare questa vittoria in casa, però sono soddisfatto della squadra, l'atteggiamento è quello giusto, quindi la prestazione c'è stata di spessore secondo me e continuiamo su questa strada. Sì, sapevamo benissimo che era una partita complicata, che loro erano molto bravi nei duelli individuali, soprattutto sulle fasce, li abbiamo contenuti bene, però abbiamo fatto una grande prova, come hai detto te, in fase difensiva, a partire dagli attaccanti e centrocampisti che oggi hanno corso tantissimo. Ecco Nico, hai trovato da metto dal primo minuto, sembrate la coppia forse imprescindibile per questa Torres al momento a livello difensivo. No, vabbè, con Paolo ormai da 2 anni che giochiamo insieme, per cui ci conosciamo abbastanza bene, ci sono certi meccanismi che vengono automatici con lui. Però io penso che anche nella partita di Coppa Italia anche Riccardo abbia fatto una buona partita e tutti i difensori di questa squadra qua ci aiutano a crescere anche a me e Paolo in settimana per come si allenano, per cui è un discorso di gruppo proprio fatto bene. Sì, sì, assolutamente. Ci siamo calati, ci abbiamo messo magari una settimana in più a calarci in una categoria, soprattutto a livello di atteggiamento, che penso che sia quello che poi fa la differenza in campo, di non voler prendere gol, di difendere in 10, di darci tutti una mano.
come sempre, dai, come anche a Pagani aveva fatto una grande partita, ma alla fine il risultato, i 3 punti l'hanno portato a casa loro, però non posso recriminare niente e non posso criticare niente dei miei ragazzi perché hanno fatto una partita strepitosa, abbiamo preso gol su una ripartenza, su un'autorete, non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a giocare come facciamo sempre e alla fine poi potevamo anche pareggiare, raggiungere il pareggio con i rigori di Sartor, però i rigori si fanno e si sbagliano, però la cosa bella è che la mia squadra gioca sempre e cercheremo di riprenderci i punti che abbiamo perso oggi, domenica contro l'Artena. Sì, un pareggio amaro, perché arriva dopo una partita nella quale, seppur con una qualità non eccezionale, abbiamo continuato il trend delle ultime partite dove eravamo in crescita, però purtroppo continua anche il trend dei risultati che per quello che facciamo arrivano solo in minima parte, però sono contento, farò i complimenti ai ragazzi perché in questo momento particolare anche un punto ci dà la possibilità di continuare a crescere. Non dobbiamo abbatterci per un pareggio, anzi dobbiamo prenderlo in modo positivo perché muoviamo la classifica, perché sappiamo bene qual è l'obiettivo nostro di quest'anno e sappiamo quanto dovremo sudare, però diciamo che anche oggi non abbiamo concesso granché all'avversario, abbiamo preso un gol su palla inattiva, forse sull'unico pericolo che abbiamo subito. Sì, perché sapevamo che erano bravissimi sulle palle inattive, hanno forse il 70-80% dei loro gol fatti su palla inattiva. Oggi hanno fatto un gol bellissimo, quindi tanto merito a loro. E noi purtroppo per fare una rete dobbiamo creare tantissime occasioni, anche oggi ne abbiamo avuto veramente tante nette e tantissime potenziali, nel senso che non ci siamo arrivati per un centimetro o ci ha anticipato il difensore sulla linea di porta. Però io sono del parere che quando una squadra costruisce comunque queste situazioni prima o poi raccoglie. È ovvio che è un campionato che non ti aspetta e ci stiamo attrezzando per non farci aspettare. Faremo sicuramente quello per cui ci siamo prefissati un obiettivo durante l'anno. Speriamo di recuperare tutti gli effettivi e se ci sarà bisogno interverremo anche per dare manforte alla rosa, perché comunque se serve bisogna intervenire e se serve bisogna dare qualcosina di più, però dal punto di vista dell'impegno oggi non mi sento di rimproverare niente a nessuno, sono molto contento della prestazione dei ragazzi.
Sì, contento per l'esordio, però un po' meno a livello di risultato, non a livello di prestazione di squadra, però purtroppo in questo periodo ci sta mancando quel gol che ci fa vincere le partite. Sono contento e speriamo di avere altre opportunità in base alle scelte del mister. Io mi allenerò sempre bene, cercherò di dare sempre il massimo allenamento per allenamento e si spera che già dalla prossima partita riusciamo a portare i 3 punti a casa. Sì, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e lasciare il meno possibile, perché abbiamo capito che fino ad oggi ci colpiscono sempre in queste situazioni qui di palle inattive. Dobbiamo stare molto più attenti e ridurre il margine di errore a 0, almeno questo. Sì, come ho detto prima, fin da subito, già da martedì, testa alla prossima partita e cerchiamo tutti, dal primo all'ultimo, di dare il massimo. Hai letto il mio pensiero, la squadra non possiamo ritrovare di niente perché ha lottato fino alla fine, anche quando siamo rimasti in 10 abbiamo cercato con qualche punizione dalla parte laterale di cercare il pareggio, però l'unico rammarico è che abbiamo preso un gol su una situazione che tutta la settimana abbiamo preparato perché sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà sul secondo palo. L'abbiamo preparata, è successo che l'abbiamo preso. Pazienza, voltiamo pagina, servirà per esperienza per i ragazzi che sono molto giovani, che a volte dei piccoli particolari possono fare la differenza in una partita. No, in avanti, come sempre, forse siamo stati meno incisivi delle altre volte, però penso che nei primi 25 minuti il Sorrento ha fatto il primo tiro in porta, però poi ha preso la traversa dopo 25 minuti. Però se a volte cercavamo qualche altra giocata può darsi che andava meglio, però ripeto, non posso dire assolutamente niente, sono soddisfatto della prestazione, soprattutto a livello caratteriale. Poi le partite possono essere decise da degli episodi, come è successo a loro, che sul tiro in porta del secondo tempo hanno fatto il gol e hanno portato a casa 3 punti. Niente, questa partita è cancellata, da martedì penseremo alla briglia, andiamo sul Campinerva, la prima partita che facciamo sul Campinerva contro una squadra che sicuramente vorrà conquistare i 3 punti e andremo a giocarcela come sempre. Niente, non è successo niente, veniamo da 5 risultati, una sconfitta ci può stare per una matricola. E l'importante è che affrontiamo le partite con la mentalità, la voglia e la grinta che abbiamo messo oggi. Poi
ripeto per l'ennesima volta, una partita può essere decisa da un episodio, tocca stare più attenti e sicuramente continueremo a far bene come abbiamo fatto, compresa la partita di oggi.